Presentiamo finalmente questo nuovo video di Colapesci. Quale luogo migliore? Quello è abbastanza anche protetto, quindi dell'Europol, che è stato anche sponsor di questo video. Stasera noi ci sentiamo al sicuro perché stiamo presentando il video all'interno dell'Europol, quindi non abbiamo paura di niente e di nessuno, ma siamo ancora più felici di farlo nel giorno anche dell'8° anniversario della sede appunto dell'Europol. E poi anche perché abbiamo motivo di farlo anche in diretta, di ringraziare il comandante Trovato, e dico anche che in un momento di difficoltà è riuscito, grazie al suo impegno, alla sua volontà e alla sua voglia di scommettere anche su questo progetto, di riuscire a poter realizzare appunto questo videoclip, quindi ne siamo eternamente grati e contenti di quello che abbiamo realizzato anche grazie al suo apporto. Comandante, una giornata intensa, ricca di avvenimenti oggi, che giustamente e anche simpaticamente lei la fa chiudere in musica. È una giornata intensa, bella, che riconosce il sacrificio delle guardie giurate. Io sono contento stasera, orgoglioso di avere con noi Calandra e Calandra, perché da siciliano, da buon siciliano, devo apprezzare ciò che Calandra e Calandra fanno in maniera eccezionale e professionale, mandando avanti una sicilianità che sicuramente non va perduta, anzi va valorizzata sempre di più. Un'emozione diversa quella di presentare il video proprio nella propria città. Sicuramente, guarda, anche se è stato emozionante presentare la prima a Maretto, ma dobbiamo ricordare che già 2 giorni fa l'abbiamo fatto questo, però qui sicuramente, forse perché tutti gli amici che sono venuti, e questo ti riempiono di orgoglio, ti fanno capire che la gente appunto ti vuole bene, e sono veramente emozionato. Comandante, un'ultima battuta, l'Europol che si muove nel territorio, noi riceviamo tanti comunicati vostri, tanta vigilanza sulla zona di Palermo e Trapani, è una organizzazione, chiamiamola, importante in questo momento. È un'organizzazione che cerca di integrarsi nella sicurezza complementare e dare il proprio contributo alle forze dell'ordine. Certo, 35 autorado che girano H24 in un territorio come Trapani e Palermo credo che diano un giusto contributo a quella che è la lotta alla microcriminalità. Tra l'altro ci stiamo allargando anche sulla zona di Agrigento, dove stiamo aprendo altri distaccamenti, e quindi aumenterà il tipo di servizio in stretta collaborazione con la polizia.